Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Una gemma in cucina. Alla scoperta delle gemme della cucina, innanzitutto italiana, con Gemma Gaetani. Buongiorno a tutti, ben trovato Federico, ben trovati radioascoltatori e telespettatori del canale 252 del Digitale Terrestre. Eccoci a una nuova puntata di Una gemma in cucina. Come sapete, la gemma del titolo sono io, però io vi guido, non sono quella che conta di più tra le gemme che poi invece andiamo a vedere, le gemme della cucina innanzitutto italiana, che scopriamo man mano, puntata dopo puntata, attraverso le rubriche della trasmissione, che hanno un filo conduttore, ci vogliono condurre lungo un filo conduttore che è oggi più che mai attuale. Come riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri? Secondo me la ricetta prevede 3 ingredienti e il primo è conoscere, produrre e comprare gli ingredienti di una cucina. Noi li conosciamo con la gemma della settimana, che questa volta è la carbonara. Allora, numero 1. Come si fa questa carbonara? Oggi si fa così. Per fare gli spaghetti o i rigatoni alla carbonara prendete 80 grammi di pasta a persona, 40 grammi di pecorino grattugiato, 40 grammi di guanciale spellato e a tocchetti e 4 uova. Gli 80 a persona, 40, 40 e 4 uova sono in totale, quindi per 4 persone. Poi mezzo cucchiaino di pepe nero, appena, macinato. Mettete a lessare la pasta in abbondante acqua salata e intanto fate, quest'altra parte della ricetta, cioè sbattete queste uova con il pecorino e fate sudare il guanciale in una padella a fuoco basso finché diventa croccante. Poi scolate la pasta, la rovesciate nel tegame del guanciale che starà ancora sul fuoco basso, ci rovesciate le uova sbattute, un po' di pepe, di quello che è previsto dalla ricetta, appunto poi mescolate tutto 30, massimo 60 secondi. Togliete dal fuoco perché l'uovo deve vedere il fuoco giusto il tempo di avere una scaldata, non si deve rapprendere, meno che mai completamente. Impiattate, pepate ancora, servite e gustate. Questa è la carbonara, una ricetta facilissima che si fa con uova, guanciale, pecorino e pepe. È una regola odierna, sono 4 ingredienti. Regola odierna che però deriva da una storia complessa e piena di zone d'ombra, sostanzialmente divisa in 2 tronconi teorici che noi a oggi ci andiamo ad esplorare, anche per farvi capire quanto è complicato orientarsi all'interno della storia di una ricetta. Figuratevi orientarsi all'interno della storia di tutte le ricette. Allora, i tronconi sono l'origine americana e l'origine italiana. Quella che a oggi risulta essere la prima attestazione scritta della ricetta della carbonara compare nel 1952 negli Stati Uniti nella guida gastronomica An Extraordinary Guide to What's Cooking on Chicago's Near North Side di Patricia Brontë. In questa guida lei recensisce, tra tanti altri, il ristorante Armandos, che è guidato dai toscani Armando Lorenzini e Pietro Nencioni, che sono nati negli USA da immigrati italiani, sono tornati in Italia in adolescenza e poi sono ritornati di nuovo negli Stati Uniti da adulti. Lei, recensendo questo ristorante, parla della pasta alla carbonara che vi servono e dà anche la ricetta. Ecco, questa che si chiama, per esempio nella storia della lingua si chiama o della poesia, occorrenza, cioè quando compare una parola all'interno di un testo poetico. Ecco, questa occorrenza della ricetta la prima è una delle pezze di appoggio della tesi dell'ideazione americana della carbonara, però Armandos era un ristorante di cucina italiana, tant'è che negli ingredienti la Bronté ingredienti che le dicono appunto i 2 cuochi, la pancetta viene definita mezzina con una parola che è lucchese e la Bronté addirittura la traduce come bacon italiano.
Io penso che se fosse stata una ricetta di ideazione americana ci sarebbe stato scritto solo bacon. Rientra nella tesi anche la rivendicazione di paternità dell'invenzione della carbonara con ingredienti e per mangiatori entrambi statunitensi da parte dello chef la rivendicazione di paternità dello chef bolognese Renato Gualandi, il quale disse che a settembre del 44, in occasione della cena di gala di liberazione delle armate tedesche, tenutasi all'Hotel Vienna di Riccione, secondo alcuni, altri invece dicono al Grand Hotel de Ben, Gualandi comunque, ispirandosi a un piatto slavo che si chiama spikrofi, ideò gli spaghetti alla carbonara, mise bacon, crema di latte, la cream americana, che è una panna così grassa che può quasi rassomigliare al burro, uova disidratate e pepe, e lo scrisse anche nel libro Erbissima che uscì negli anni '90. Però nel 2020 lo chef Igles Corelli ha dichiarato che un certo Silverio, un amico appunto di Gualandi, gli avrebbe confidato che in realtà Renato avrebbe inventato sempre lui questo piatto, sempre nel '44, ma a Roma anziché a Riccione. Nel frattempo, da qualche anno a Riccione c'è l'evento Venti di guerra e carbonara, che rievoca la fine della guerra e fa pure gareggiare carbonare decidendo qual è la migliore. Siccome questo evento viene spesso contestato da chi reclama l'origine italiana e romana della carbonara, il direttore del Grand Hotel de Ben, in occasione dell'ultima celebrazione l'anno scorso, ha promesso che chi porterà le prove documentali verificabili di una ricetta analoga creata prima del settembre 44, la data appunto reclamata da Gualandi, allora avrà l'alloggio gratis nel suo albergo per 1 anno. Insomma, ci sono poi attestazioni precedenti e successive a queste qui che invece suffragano la tesi dell'origine italiana. La prima attestazione dell'espressione spaghetti alla carbonara senza la ricetta si trova in un articolo della Stampa del 26 luglio del 1950 sulla partecipazione di Papa Pio IX alla festa dei Noantri nel rione di Trastevere. In questo articolo si dice appunto che gli americani andavano a Trastevere parecchi anni or sono in cerca di spaghetti alla carbonara. Quindi pure qua compaiono gli americani, però vanno a cercare gli spaghetti alla carbonara, non è che compaiono come inventori degli spaghetti. Inoltre, questa è la prima attestazione del nome della ricetta, senza ricetta. Naturalmente io ripeto sempre appena ne ho occasione. Prima attestazione non vuol dire che poi nei fatti sia l'unica, la prima effettivamente, è la prima che ci è dato di conoscere. Magari domani scopriamo qualche altra cosa, come succede in tutti gli ambiti storici, viene fuori un'altra attestazione, un'altra occorrenza, un altro elemento che non è detto che debba essere per forza il fatto che trovo scritto il nome di una ricetta o una ricetta su carta e cambiano tutte le supposizioni. Ecco perché io ci tengo molto a spiegarvi come noi dobbiamo parlare sempre per teoria, in teoria dobbiamo pensare, non possiamo dire la carbonara è nata lì, perché non lo sappiamo. Per quanto riguarda invece la prima attestazione scritta della ricetta su carta in Italia, questa risale al 1954 sulla rivista La Cucina Italiana, che aveva interrotto le pubblicazioni durante la guerra e poi le aveva riprese da 3 anni. Figuratevi, vi dico soltanto che lì altro che pecorino, ci sta il Groviera come formaggio grattugiato. Quindi questo per dire che la ricetta è sempre una cosa molto, molto mobile, ecco, diciamo così. Comunque non tutti i teorici della carbonara americana attribuiscono l'intera invenzione agli americani, perché secondo alcuni invece la carbonara sarebbe una versione americana della cacio e uova italiana, con l'aggiunta del bacon dei soldati. Però la tesi più logica secondo me è che gli americani, giunti appunto a liberare insomma l'Italia, abbiano intravisto negli spaghetti alla carbonara che già esistevano una porzione delle loro bacon ed eggs, cioè uova con qualcosa che rassomiglia alla nostra pancetta, che sono una loro colazione tipica. Abbiano visto questi ingredienti mescolati con la pasta e quindi abbiano iniziato a mangiare gli spaghetti alla carbonara
a chiamarli anche spaghetti bacon and eggs, cioè, americanizzando, ecco, il nome della preparazione e abbiano iniziato o a mangiarli oppure a farli proprio fare con le loro scatolette, perché i romani appena liberati, magari in mancanza di risorse proprie o di risorse da acquistare nella povertà assoluta tipica del dopoguerra, è plausibile che usassero quelle scatolette che magari gli venivano donate oppure che compravano alla cosiddetta borsa nera per preparare la carbonara. Carbonara però che era però una prassi collettiva già esistente, già radicata, semplicemente non ancora attestata in una ricetta scritta. Uno dice: "Ma perché doveva essere e che secondo te perché poteva essere una prassi collettiva però non ancora attestata?" Beh, perché diciamo che parti della 2 tronconi della carbonara esistevano già. Per esempio, da una parte il condimento cacio e uova, pensate è da un bel pezzo prima della seconda guerra mondiale e della sua fine che il cacio con le uova, come condimento della pasta, è diffuso in tutto il centro e anche in tutto il sud. Si ritrova per esempio nella cucina teorico-pratica di Ippolito Cavalcanti del 1837, che a sua volta cita un altro libro che è Il cuoco galante del 1773. Ci sono le paste carnevalesche fatte con uovo, formaggio e addirittura già il maiale, che sono indicate per esempio da Luciano Pignataro come antenate campane della carbonara. Paste che sono la scarpella di Castelvenere, il pastiere montonorese, i vermicelli pertosani. Quindi a Roma avrebbero fatto come avevano fatto i campani, cioè avrebbero semplicemente aggiunto guanciale o pancetta a questa condimento cacio e uova e si chiamerebbe alla carbonara perché lo avrebbero fatto i carbonai, in dialetto romanesco i carbonari, ecco perché il nome carbonara. Erano i carbonai, chi erano questi carbonai? Erano i boscaioli che salivano sulle cime dell'Appennino a fare il carbone da legna e alla carbonara potrebbe anche significare però annerita, come comunque sarebbero anche i carbonai dalla spolverizzata finale di pepe. Poi c'è un'altra tesi che attribuisce la prassi del condimento di maiale conservato, quindi pezzi di maiale conservato, il guanciale, la pancetta, quello che è, e il cacio e uova ai pastori transumanti dall'Italia centrale verso il Lazio e viceversa. Dice allora che c'entra il carbone? Beh, potrebbe essere sempre la questione della spolverizzata di pepe che sembra appunto del carbone, oppure, sentite, in abruzzese carbonada è una parola che significa carne di maiale cotta sul carbone. Spesso per rinnegare questa ulteriore tesi di nascita della carbonara, si sente dire che: ma i pastori mica potevano andare in giro mesi con le uova, avere 'ste uova, no, da aprire poi per fare la carbonara." Ma scusate, innanzitutto un uovo a temperatura ambiente si conserva circa barra almeno 1 mese. È mangiabile per circa 1 mese. Inoltre i pastori in movimento non è che si muovevano col carro con tutte le provviste, avevano 4 cose che potevano essere utili, per esempio un pezzo di guanciale, un pezzo di pecorino, ma ovviamente rintracciavano i prodotti freschi per cucinare per se stessi, laddove si fermavano a vendere i propri prodotti. Quindi c'era uno scambio, un baratto con i paesani, cioè gli abitanti stabili dei paesi dove loro si fermavano transumando ed è lì che magari, raccattavano, trovavano, rintracciavano delle uova fresche, deposte anche il giorno stesso. Insomma, esisteva prima della liberazione l'abbinata cacio e uova ed esisteva anche quella cacio e maiale, come per esempio la pasta alla gricia. Quindi era molto, molto facile pensare di mixarle. La pasta alla gricia, non so se lo sapete, è una pepe, cacio e guanciale, quindi è una carbonara praticamente a cui manca l'uovo. Quindi, insomma, come vedete è molto, molto complessa la questione. Mettiamoci anche che l'amministrazione comunale di Monteleone di Spoleto, sostiene si è accodata diciamo alla polemica recente sostenendo che
La carbonara sarebbe una versione semplificata degli strascinati, che sono tipici anche di cascia e che si fanno con cacio, pepe, uovo e poi due forme di maiale, cioè guanciale o pancetta e salsiccia. Quindi, come vedete, insomma, la questione è complessa. Secondo me il modo più onesto di trattarlo non è fare la sparata, la carbonara nasce dalla mente americana, ma è faticosamente mettere diciamo uno accanto all'altro tutte queste possibilità, e poi, niente, quando non possiamo avere la certezza assoluta. Adesso ci vediamo il food art, ci ascoltiamo il food art che è introdotto dalla sigla che è un pezzetto della canzone La pappa col pomodoro, canzone che ci dice che questa pappa col pomodoro è un capolavoro, le cose semplici sono un capolavoro. Però questa settimana noi ascoltiamo una canzone che secondo me non parla del cibo come capolavoro, sembrerebbe non entrarci niente con questa mia questione di farvi vedere, diciamo, opere d'arte che ci raccontano il cibo, no, però mi fa pensare questa canzone a quello che sta succedendo nel cibo inteso come categoria di discussione, soprattutto nei social network. Allora, intanto ascoltiamo, ricordo a chi ci guarda in diretta Facebook o YouTube che su queste piattaforme non potete né vedere né ascoltare film o canzoni, quindi spostatevi sul sito www.radioliberta.net, sulla radio, proprio la radio, della macchina o di casa, sull'app RL Radio Libertà o sul canale del digitale terrestre 252. A dopo. Food art.
Ecco qui perché questa canzone bellissima, meravigliosa che è "Rispetto", perché un paio di settimane fa, 2, 3 settimane fa, il food blog Dissapore ha postato un articolo che faceva la classifica delle 10 peggiori ricette di Benedetta Rossi, la nota food blogger di Fatto in Casa da Benedetto. Allora, da Benedetta. Io ho letto quell'articolo e poi sono passata avanti, come si dice, perché il tono era spocchioso, aggressivo, classista, oggettivamente. Io tempo fa, 2 anni fa, sulla Verità ho scritto un articolo su Benedetta, domandandomi con estremo rispetto, appunto, se comunque le ricette, io le ho compulsate le sue ricette, le ho guardate, eccetera, eccetera, se fossero proprio esattamente la tradizione. E la risposta era: "Nì", ma non mi sono mai permessa di dire a Benedetta quello che è stato detto in quell'articolo e che soprattutto è stato detto nei commenti a quell'articolo, che chi ha quella pagina, perché poi questi food blog hanno le pagine appunto social anche, ha bellamente lasciato lì sopra. Io appunto avevo intravisto quest'articolo e avevo liquidato come qualcosa di offensivo, di inaccettabile, che rappresentava quella spocchia che purtroppo a volte si rintraccia nel mondo cosiddetto del food. E siccome appunto io non avevo fatto un articolo irrispettoso quando ne avevo parlato, avevo considerato che parlare di questa questione in maniera irrispettosa e soprattutto deridendo Benedetta, perché venivano elencate queste 10 ricette come 10 schifezze. Cioè, non lo so, io l'ho trovato molto irrispettoso anche nei confronti del cibo, perché ora non voglio essere, retorica, o forse sì, ma insomma a volte la retorica dice semplicemente la verità. Se c'è gente, purtroppo c'è, che muore di fame e non soltanto, in Africa, anche in Italia ormai, allora io penso che mettere in bocca una cosa che sia cucinata non benissimo, che non sia appunto proveniente, da chissà dove e che non costi 700 € al chilo, allora io penso che sia qualcosa di positivo e che deridere tutto questo sia veramente inaccettabile. Purtroppo si sono accodati anche dei cuochi nei commenti invece a dare manforte al punto di vista di dissapore, anche Sara Papa. Poi dopo ho visto che i suoi commenti sono stati cancellati, suppongo da lei, perché un sacco di persone sono andate a dirle: "Ma che cosa dici?" Che è successo? Che pochi giorni, fa, quindi è passato un pochino di tempo, Benedetta fa una storia Instagram nella quale risponde a Dissapore e dice: "Numero 1, io non sono una cuoca, quindi posso benissimo cucinare male e mettere il lievito nel pan di Spagna e dategli torto, non ce l'ha". Ma soprattutto mi è piaciuta molto, moltissimo, perché ha spostato completamente le luci da se stessa sui suoi follower. Ha tirato addirittura fuori un foglietto su cui si era appuntata tutti i commenti rivolti a chi la seguiva che l'avevano resa furibonda. I suoi follower venivano accusati di non comprare prodotti costosi, di non capire niente, di usare il tonno in scatola. Pensate, vi ricordate? Ne avevamo parlato proprio la settimana scorsa dei vari aspetti del tonno in scatola, eccetera. Invece questi l'avevano liquidato così, senza nessuna differenziazione, come una cosa immangiabile, e lei ha risposto che forse, cari gastrofighetti, voi non lo sapete, ma c'è chi fatica a fare la spesa e deve badare anche ai 20 centesimi e non può comprare. Mi è piaciuta molto qui, altro che non è creativa Benedetta, perché è stata molto sarcastica quando ha detto: "Non possiamo comprare la farina dei grani speciali macinati col marmo". Insomma, io non sono per le polarizzazioni in nessun campo, non sono per le liti, non lo sono perché secondo me le cose sono sempre un po' più complesse del bianco e nero, e non sono per le liti perché in generale penso che tutti abbiano le proprie ragioni, anche se non hanno ragione. Quindi è un po' come il rispetto di Zucchero, no, Zucchero dice in questa canzone a qualcuno: "Il silenzio è rotto dagli spari tuoi", quindi c'è uno stato di pace fra 2 persone interrotto da uno che all'improvviso spara, vabbè chiaramente è una metafora, verso l'altro. E poi dice, subendo appunto gli spari: "Ma io non ti ho fatto male mai". È molto bello questo verso, perché noi non ci aspettiamo di solito di essere attaccati da chi non abbiamo mai attaccato. Benedetta infatti, bisogna riconoscerle anche questo, non ha costruito se stessa denigrando i foodie
blog e avrebbe potuto, perché c'è tanta gente che è arrabbiata invece coi foodie, con gli chef che fanno diciamo applicano dei prezzi, naturalmente più importanti, no, ai loro piatti rispetto a quelli che troviamo nel piattino magari, già pronto della mensa. Eppure un foodie blog ha attaccato lei con un astio veramente, secondo me, vergognoso. E sempre Zucchero canta: "Tira, tira, tira che si spezza dai", cioè poi dice: "Se tu insisti a spararmi allora io reagisco". Perché anche le persone pazienti non sono Gesù e quindi Benedetta a quel punto si è difesa. Però che è successo? Che il foodie blog ha forse detto: "Sì, effettivamente Benedetta abbiamo esagerato, ti sei sentita offesa, i tuoi follower si sono sentiti offesi, scusateci parliamone". No, anzi gli ha indirizzato altre accuse sia a lei sia ai suoi follower. Anche si sono accodati anche altri, c'è stato chi ha detto che insomma Benedetta sarebbe una populista gastronomica con un automatismo, mi pare di intravedere un automatismo per cui tutto ciò che sarebbe popolare si traduce in populista. Insomma, io penso che in generale nel mondo e soprattutto nel mondo del cibo ci vorrebbe più rispetto, proprio come dice Zucchero. Possiamo trarre qualcosa di buono da quasi tutto. Io ho rispetto per tutto il cibo, quello popolare e quello ricercato. Quello che abborro, questo sì, è il classismo e ancora di più il classismo esercitato attraverso il cibo. Perché da questo classismo noi non possiamo trarre niente di buono, così come abborro la crisi economica che riguarda tutti, però colpisce di più alcuni e spero che sulla scia di Benedetta, la cui reazione è stata ripresa perfino da Times, pensate, beh, si parli sempre di più delle difficoltà che le persone normali come voi, come me, come tutti noi vivono facendo la spesa. Quindi andiamo adesso, noi ci vediamo la pubblicità, e poi dopo con la biblioteca di cucina. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. La biblioteca di cucina. Ecco, ascoltiamo sempre la sigla della biblioteca di cucina che è divertente. Mando Hawaii si intitola questa canzone cantata da Alberto Sordi e Monica Vitti e significa "Ma dove vai?" È un monito, no, dove vai se la guida non ce l'hai. Allora adesso noi facciamo un piccolo salto in alto rispetto alle Marche di Benedetta e al Lazio, per la precisione Roma, della pasta alla carbonara e di Stefano Callegari, che vedremo intervistato fra poco e saltiamo verso Milano. Allora, mi ha colpito quest'altra notizia: è aperto da poco un ristorante che si chiama Trattoria Sincera e propone solo cucina lombarda con prodotti esclusivamente lombardi. E si potrebbe pensare che sia stato aperto da un attivista di Fratelli d'Italia, da uno di quelli che i foodie che criticano Benedetta chiamerebbero con disprezzo gastronazionalista o gastropopulista. E invece quei foodie, i foodie blog, hanno applaudito a questa apertura, dimostrando del doppiopesismo. Però non è questo che conta, perché io non voglio giudicare i ristoranti e il cibo in questa maniera parziale. Non voglio dire questa trattoria mi è antipatica perché è simpatica a chi non sempre mi sta simpatico. Però ho letto un'intervista
un'intervista, questo non mi interessa. Ho letto invece un'intervista nel quale il cuoco di questo ristorante dice testualmente: non facciamo la pasta asciutta perché non era tradizione della Lombardia. Qui si mangiavano magari gli gnocchi, sicuramente tanto riso, poi c'era il mais, ma di certo non si coltivava grano, per cui niente pasta, neppure nel menù veloce del pranzo. Lo ha spiegato Federico Boni appunto a Cibo Today. Allora, io dico sempre che la guida per me sono i libri di cucina, perché cucinare non vuol dire improvvisare. A questo ci serve la biblioteca di cucina, ad esercitare la seconda regola per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri, cioè conoscere le ricette della cucina e la storia anche della cucina. E quindi il libro di oggi è Lombardia, squarci di sole nella nebbia dell'editore Colombo, che pensate è specificato anche in copertina, è l'editore del famosissimo Talismano della felicità, un libro di ricette che certamente ogni cuciniera e cuciniere casalingo, soprattutto non giovanissimi, hanno in casa. Allora, in realtà non è proprio così vero che in Lombardia non si coltivasse questo frumento che noi abitualmente chiamiamo grano, perché si coltivavano tutti i cereali, certamente si coltivavano però in misura diversa rispetto al sud. Si coltivava sicuramente tantissimo mais, si coltivava però il riso, ovviamente, che manco è cereale, però si coltivava anche del grano, sicuramente del grano tenero, ecco, magari non quello duro. Quello che è vero quindi non è vero che non si coltivasse il grano in Lombardia. Quello che è vero è che poco grano, quel minor grano che c'era rispetto ad altre regioni magari del sud, si faceva il pane e poi si facevano le paste. Le paste della Lombardia tipiche sono le paste ripiene, oppure le paste fresche. Penso ai pizzoccheri, che includono una quota di farina di grano saraceno, che non è un grano vero, non è un grano, ma anche includevano la farina di grano tenero. Quindi in questo libro trovate varie ricette, c'è sì la polenta, c'è sì il riso, ma ci sono anche le tante paste ripiene lombarde delle quali si parla molto poco. E per dirvi quanto poi sia vero, uno dice: "Ma stai fai sempre le questioni di lana caprina". No, e sono queste le questioni importanti, se no di che cosa, dobbiamo parlare? Pensate che nel menù di Trattoria Sincera infatti ci stanno le tagliatelle al ragù di asina, proprio a dimostrare coi fatti, ve lo dimostro io, che poi quando si dice che in Lombardia non si mangiava la pasta, beh, non è esattamente così. Non si mangiava la pasta secca, la pasta seccata, quei vermicelli che dal profondo sud Italia si diffondono prima in Campania e poi solo successivamente nel resto d'Italia e del mondo, e che si sviluppano lì in Sicilia e in Campania perché c'era il clima adatto per seccare questa pasta a livelli quasi industriali, cioè in grandissime quantità anche quando l'industria non esisteva. Che non si mangiasse nemmeno un filo di questa pasta al nord, però, è uno stereotipo pericoloso, perché dal sud i vermicelli invece arrivavano in tutta Italia proprio tramite il porto di Genova, tant'è che venivano chiamati anche pasta genovese. E poi c'era la pasta fresca, ripetiamo, in grande minoranza rispetto a una polenta o un riso, però esisteva, c'era. Insomma, questo per dire che, come nel caso di Benedetta, noi non dobbiamo mai ragionare assolutizzando concetti e pensare che al nord esistesse solo ed esclusivamente la polenta è errato. Allora, adesso noi ci andiamo a vedere la video intervista di questa settimana. Ci vediamo la prima parte, ci vedremo la seconda parte la settimana prossima. E poi vi dico qualcosa quando è finita questa prima parte. Sono andata da Romanè, il ristorante di Stefano Callegari a Roma. Ha un dehors, uno spazio esterno aperto anche quando è freddo e quando piove, naturalmente è coperto, e poi uno spazio interno. Sono andata a provare le sue fettuccine al tortellino e poi la pectina panata. Sono due piatti di un abbondantissimo menù che hanno attirato l'attenzione dei critici gastronomici che si sono occupati di questo ristorante, che non è aperto da moltissimo tempo. Ho mangiato la pectina panata, l'ho pucciata dentro la crema pasticcera come se fosse del sushi, con la forchetta naturalmente senza bacchette.
di questo che avete appena sentito è il crunch che fa la pectina panata mangiandola. L'interno del ristorante è caratterizzato anche dalla collezione di Stefano di piatti del buon ricordo, quindi il messaggio è proprio quello di un'osteria che ti vuole accogliere, coccolare. Ho preso appuntamento con Stefano e sono andata poi ad intervistarlo direttamente da Trapizzino in Piazza Trilussa a Roma, che è appunto una delle piazze più caratteristiche di Roma, insomma, si vedono tantissimi turisti da quelle parti, è la Roma, diciamo, falcata appunto dai turisti o anche dai romani in cerca di una bella passeggiata per le vie del centro. Anche Trapizzino ha uno spazio esterno dove sedersi, ma io sono andata appunto soprattutto all'interno dopo aver visto insomma come funziona per ordinare, o si ordina appunto fuori e poi viene fuori una ragazza appunto che consegna l'ordinazione, oppure si entra dentro e ci si siede a mangiare direttamente ai tavoli. È uno spazio molto molto ampio, e devo dire che come quando l'anno scorso, non so se vi ricordate, ho intervistato Arcangelo Dandini e il suo supplizio, ci troviamo di fronte a questi locali di street food che diventano veramente leggendari sia per i locali sia per i turisti. Alla fine dell'intervista che ho fatto a Stefano Gallegari direttamente qui da Trapizzino, ho fatto anche delle riprese, nel frattempo si era arrivati all'ora di pranzo e vedrete che c'è un sacco di Siamo qui gente. con Stefano Gallegari, ciao, Ciao. grazie per aver accettato la richiesta di intervista, che è un grandissimo esponente della cucina romana contemporanea e anche della pizzeria romana Tonda, e secondo me tu sei un po' il Fellini della cucina romana, perché io ti devo fare i miei complimenti. Grazie. C'è una visionarietà non eccessiva, però che potrebbe essere, diciamo, appunto troppo, e dietro certi tuoi piatti di cui parleremo nel corso di intervista veramente, veramente notevole. Sembra di stare davanti a un giocoliere insieme a cuoco, è veramente complimenti. Grazie. E senti, la prima cosa... paragone. No, è vero, è vero. La prima cosa che ti voglio chiedere riguarda questa polemica sulla appunto originalità delle ricette italiane. Si sta parlando in questo periodo della carbonara che non sarebbe non tanto manco italiana. Io ho notato che tu non ami la riduzione a stereotipo invece della cucina romana, tanto che nel tuo ristorante romanè a lungo hai evitato la carbonara, quindi parliamo un po' di che pensi tu sia di queste affermazioni di Alberto Grandi, che comunque hanno un seguito. C'è chi è per la tesi che ce Quando è che sono l'avrebbero... uscite queste? Allora, Io sono anni che sento parlare della storia della razione K, dei Sì. soldati americani, che noi non abbiamo le proteine. Lui quando è che allora, ha affermato questa? lui insegna all'università e quindi la dice da un po', però recentemente ha fatto un'intervista al Financial Times, Quindi è da poco. che sì, da una settimana più o meno, e il Financial Times naturalmente ha rilanciato questa tesi, che ovviamente, insomma, tu vai in casa americana a dire che una ricetta tipicamente italiana sarebbe la loro, e l'hanno rilanciata. Guarda, proprio il fatto che non può essere contraddetto fa decadere la sua tesi, perché nessuno sa, sanno tutte leggende, no? La matriciana è di Amatrice, c'è chi dice che è romana, è matriciana dalla matrice del guanciale, che si dice dalla matrice, nessuno sa, nulla è codificato, è un gran caos come amiamo essere noi di DNA, noi italiani, e quindi è solo un caos, e nessuno può dire no, è tipica abruzzese, oppure è tipica da Caceova, oppure è umbra come è stato detto ultimamente, oppure è americana, chi lo sa? Io non, cioè, in Italia, quindi proprio il fatto che noi non possiamo contraddirlo fa decadere la sua tesi che è americana, perché non c'è nessuna base scientifica. Magari, che ne sai, in Francia la bulla bassa c'hai codificata in tutta la Francia, si fa così, e magari sai pure che è nata da, no?
E invece in Italia è tutto un gran caos, che poi è anche la bellezza di questa. Beh, ci sono tante ricette, che ne so, il trapizzino che hai inventato te, Sì. nessuno può sostenere che non l'hai Ok. inventato te. Ci sono delle ricette Certo. che hanno proprio il certificato di nascita, non so come Però dire, sono poche in quelle Italia. ideate dal cuoco, dal Sì. pizzaiolo, dal pasticcere e così via. E qui ci sono invece delle ricette che sono un po' un'evoluzione, quindi negare l'evoluzione forse effettivamente diciamo non ha tanto senso. Il problema è che non siamo noi che neghiamo l'evoluzione, è proprio lo storico che lo fa. Però se lui ha dati scientifici ci riportasse, vediamo, però. Le prove, dovrebbe Infatti, darci le i prove. ritagli, come dicono. Quindi invece tu sei per il mantenimento del dubbio, perché che poi Ma molti è storici inevitabile. invece sono di questo avviso, cioè io posso Io in cucina non ho elencare. certezze. Infatti ho visto che tu il menù da romanè, la A di amatriciana l'hai messa tra parentesi. Sì, perché per me è matriciana, io rivendico la romanità del piatto. Magari il cuoco era abruzzese, magari il cuoco era di altrove, come è normale che sia anche nei secoli passati a Roma, però il piatto nasce a Roma per fami romane. Poi c'è chi dice no, era il pastore che si portava con la pancetta tesa al guanciale, no? Poi oggi solo guanciale per carità, però si portava queste cose in giro, poi era bianca, poi c'entra il pomodoro dopo. Chi lo sa? Quindi la soluzione, io propongo questa, cioè annoveriamo tutte le ipotesi e continuiamo a mangiare. Assolutamente sì. È carino studiare da dove vengono le cose, come si sono evolute, però. Dici la sentenza è così, a meno che uno non ha la prova provata, come si dice, meglio non fare le sparate. Ti ripeto, ancora la matriciana io non so. La faccio, la mangio, la vendo, però. Vedrai che fra un po' ritorneranno le polemiche, infatti pubbliche pure su ciclicamente ritornano. Senti, invece la carbonara appunto tu l'hai evitata a lungo perché volevi, non ti piace lo stereotipo diciamo della cucina romana, forse un po' svenduta tra virgolette al turista, sempre quei 4 piatti, magari non fatti bene da alcuni, no? Ristoranti No, turistici. diciamo che è entrato in gioco un altro fattore, la comunicazione visiva, no? Le foto, i video, Instagram. Però che succede? Questa carbonara inizia a diventare, che poi nelle nostre mamme, mia mamma la carbonara non la fa a casa, non ama le cose cremose, te fa riso alla cantonese, no? La frittata. Ma in molti casi io riscontro questo, molti miei amici dicono io la carbonara inizio a mangiare a Roma, che ne so, a Caserta, di dove sono, e la cuociamo. È una cosa. Vabbè, a parte questo, la carbonara vera, solo che questa cremosità, come le fontane di pistacchio, tutto sto food porn, queste cose che colano, per esempio quanto va di moda la stracciatella, no? Che è uscita la panna dal portone e è rientrata dalla finestra, infatti, no, negli anni 80. E allora che succede? Che non mi è piaciuta questa, allora non la facevo, ok? Però inevitabilmente poi ho detto vabbè, fammi pure questa carbonara, è giusto perché è un grande piatto, inevitabilmente è cremosa, però è normale. Poi fino ad oggi e nei prossimi giorni la sto facendo un vermicello, uno spaghettone. Da fine settimana, dopo 1 anno e mezzo cambio, la farò con rigatone. Solo la carbonara, la matriciana la mantengo. Ok. E senti, invece un altro grande classico è la cacio e pepe, e tu resisti e non la fai, e mi è stato detto perché ce l'hai un po' con la cremina, sì, nel senso che ti rifiuti di fare la cremina perché come lo spaghetto, che se è corretto cioè non è più buono, secondo me, sempre secondo me. E quindi che succede? Secondo me la cacio e pepe è una pasta dove la pasta deve essere panata una per uno nel pecorino. Alla fine il risultato è asciutto, perché nasce in osteria, poi anche qua ci raccontano, comunque nasce in osteria per essere sapida, piccante e grippare al palato, no? Quindi queste tre
sapori, consistenze, fanno sì che bevi. No? In osteria perché dovevi far bere, quindi non cucinavano, c'erano sta pasta, scolavano, tant'è che il grande maestro della cucina mondiale italiana è Salvatore Tassa, la fa nel tovagliolo, scola la pasta, la fa. Allora, dicevi che la cacio e pepe nasce per far bere così in osteria. Sì, quindi era un piatto come il grande maestro Tassa lo fa al tovagliolo, no? Quindi toglie qualunque umidità e poi ovviamente la si mangia con le mani anche da fredda, la portavano in giro come pasto. E quindi diciamo anche un po' questa resistenza a fare la pasta cacio e pepe, perché comunque poi non la puoi presentare secca, no? La devi per forza fare una crema, poi questa crema con che la fai circuita al latte, solo l'acqua di cottura, la risotti la pasta però poi è densa di amido e il sapore non è proprio, è bella liquida la pasta, che non è lucida, no? Che senti il sapore, non senti lo stesso e alla fine faccio la pizza cacio e pepe. Infatti ho notato questo, Per tu assurdo. hai trasportato poi la cacio e pepe sulla pizza e l'hai risolta così, diciamo. Sì, no, vabbè, questa è una cosa che io sono un anno e mezzo che faccio ristorazione senza pizza, anche senza pizza. E 15 anni fa e apro la mia pizzeria e poi mi metto di fare la pizza che però senza la mozzarella e alla fine ho pensato mi serve la superficie della pizza umida ma così che il pecorino si appiccichi da crudo però senza niente, ho pensato all'acqua. Quell'acqua la potevo mettere la sua pizza, e avevo delle cubette di ghiaccio che il forno si scioglie, la cresce, mantiene laghetto, e poi alla fine è una focaccia sopra umida. Quando la sul piatto aggiungo il pecorino, per appiccica il primo strato, fa un po' di crema e poi lo metto più asciutto. Così al mozzi sotto il croccante, mezzo cremoso e sopra è quindi così l'ho risolta. Quello passa alla fine ora il nuovo ristorante di pesce ho pensato a fare la cacio e pesce che non è una cacio e pepe pura e quindi mi posso permettere di fare olio, no? Quindi sfumo, faccio un leggero aglio e olio e ci metto il merluzzo crudo e lui inizia a cacciare il suo umore, schiuma, porto questo l'umidità è lì che vado a saltarci la pasta e da attrezzare col pepe così da caldo ma senza piatto e poi serve un po' di pecorino sopra e quindi è un giochetto per dire ok non ho offeso la bellezza del piatto però ci gioco sì, c'è sempre questo elemento veramente di giocoleria nelle tue come dicevo ricette. lo spaghetto alla vongole non lo faccio Infatti, se vuoi sapere il suono del vongole è quasi un sudetto la pasta per mangiare la pasta mangi la pasta bianca dice ma che mi hai dato? Non l'hai legata? Se la leghi non dico con mani di farine pecore anche solo fai asciugare no? Una volta che la schiuma la vongola non c'è più sa di olio non sa più di vongola e allora qual è il compromesso? Devi mangiare una pasta che o è buona ma è un errore perché ti passa in bianco e soprattutto il zucchetto come fai a casa c'è un sapore meraviglioso però la pasta si è scomposta oppure la leghi però poi non c'è più quel sapore tant'è che io domani la farò ho intenzione di servirla con il bricchetto con l'acqua delle vongole da aggiungere a piacimento nella pasta non come questo stellato però proprio perché per esempio quando vado al ristorante io prendo sempre il pesce se mangio le vongole prima il sudello poi mi faccio il sudello mi faccio lasciare no e poi faccio la scarpetta invece mi nascosto col cucchiaio allento la pasta così mi si va più verso però è un sapore personale come deve essere il piatto non lo so correttamente invece piace pure il pomodoro penso è pochissimo però
spaghetti con Pensa te, le sì. rossi, qualcuno li fa Sì, appena appena. appena appena. Però quelli sono gusti personali. Sul fatto di come deve essere il piatto, sempre il caos italico, no? Poi uno fa come gli pare, basta che fa una cosa buona, il cliente piace. Diciamo che ogni versione d'autore, no, crea un po' una costellazione intorno a questa fantomatica, perché certe volte neanche c'è, non è che abbiamo l'editto che diceva come si doveva fare, come dovevano fare come gli spaghetti al vongole, quindi Come la matriciana stessa. Io amo lasciare il guanciale e il succo. Poi, dato che un pezzo anni 90, forse, il guanciale croccante, comunque ce n'ho altro a parte, però la bontà secondo me del sugo matriciana è che così, un buon guanciale è un grande il guanciale una volta croccante, si mette il pomodoro, lo lascia dentro e lui prende la consistenza quasi del tonno, perché non è perché è stato croccante, si reidrata e dopo si scaglia un po', non è proprio molle come... È una consistenza diversa, alla fine poi il sugo lo cuoci più di un'ora, poi quasi diventa parte del pomodoro, ma quello riconosce. Ovviamente poi sopra ci mette un po' di guanciale croccante, se no oggi non è accettabile, però ecco, mi piace. Ci sono delle cose che oggi sono errori, ma storicamente io non ho mai visto mia madre, mia nonna, levare il guanciale e poi rimettere, no? Oppure saltare una pasta a padella. Cioè, io non posso farlo perché i cuochi mi menano, però per me c'è il sugo caldo e c'è la pasta scolata. Insalatiera, metti il sugo, giri e poi fai i piatti. Manco la padella, però devono correre, quindi, però non voglio acqua di cottura dentro le paste, non voglio fiamma sotto. Una volta c'è la pasta dentro la pentola. Sì, che si semplice tanto aggiungere questa qua perché sfruttare l'amido. c'è stata una ricettatura delle paste è tutto, però specie non sugo rosso, perché il pomodoro è bello che abbia due pezzetti, no? Te lo inizi solo a saltare, si rompe in camera aria e diventa arancione, diventa una schiuma, no? Quello secondo me andrebbe evitato, che ne so, uno ci mette tanto tempo, come l'olio a crudo su una pasta. Sì, l'olio a crudo è buonissimo, io ogni tavolo ho un olio diverso, mi capita, tutti i grandi extraverci d'Italia, poi ne ho una. Eccoci, siamo rientrati e allora avete sentito che verso la fine del video ogni tanto si sente un piccolo scricchiolio, insomma, però di questo mi scuso, però insomma il senso delle frasi si capisce. Noi continueremo ad ascoltare la videointervista il prossimo sabato. Vi ricordo che la videointervista, come la videoricetta, assolve alla terza regola per diventare cucinieri casalinghi orgogliosi di esserlo, cioè cucinare. Noi non sempre cuciniamo con le nostre videoricette, le mie videoricette che sono un po' tipo quelle di Benedetta, anche se comunque io sono un po' fissata con la storia delle cose, quindi magari quell'aspetto in più c'è. Però, ecco, mi piace anche molto far parlare i cuochi delle loro ricette, ma anche delle ricette in generale. Noi continueremo la prossima settimana a farci guidare da Stefano Gallegari in questo viaggio all'interno delle sue ricette che sono veramente spettacolari. Lui è l'ideatore di Trapizzino, questo triangolo di, pizza, chiuso come una tasca all'interno del quale lui pone piatti, porzioni di piatti esemplari della cucina romana e della cucina italiana. Io trovo questa operazione molto, molto bella. Io vi ringrazio per averci seguito e ci vediamo, sabato prossimo. Grazie Federico, ciao, buona domenica. Avete ascoltato Una gemma in cucina.